Ho avuto l'onore di moderare questa assemblea, che sono sicura sarà molto interessante perché si aprirà un dibattito sull'evento, insomma, le politiche alle quali, insomma, ci stiamo candidando a partecipare. Abbiamo qua il presidente dell'associazione Sardos che ha organizzato questa assemblea. Credo vi voglia dire qualcosa oltre che salutarvi, e poi iniziamo. Vi spiegherò magari come penserei di far svolgere il dibattito, in modo che tutti abbiano l'occasione di parlare, abbiamo tutto il tempo, e che poi si sviluppi anche magari dopo un'altra sessione in cui magari ci sarà qualcuno a cui sono state poste delle domande, sicuramente anche i responsabili dei soggetti politici che fanno parte del progetto di autodeterminazione, che sono sicuramente presenti qua e che potranno rispondere alle domande che eventualmente arriveranno dalla platea. Buongiorno a tutti, sono Alberto Filippini, presidente di Sardos. Sardos, come molti di voi sanno, è stata costituita circa 6 mesi fa. In 6 mesi abbiamo organizzato numerosi eventi ai quali tanti di voi hanno partecipato, che sono stati condivisi e apprezzati per lo spirito con il quale venivano fatti. Abbiamo attivato dei laboratori settoriali legati a quelle che sono le principali emergenze e le principali necessità della Sardegna, laboratori ai quali chiunque poteva partecipare e portare il suo contributo progettuale, perché è un momento nel quale non basta fare le critiche, lamentarsi, ma è il momento nel quale occorre ragionare su dei progetti concreti, realizzabili, economicamente sostenibili, ed era quindi necessario l'apporto di tutte le professionalità, tutti coloro che volessero veramente dare un contributo disinteressato, utile e proficuo al funzionamento dei laboratori dai quali nascerà la progettualità da proporre, delle progettualità per i vari settori che potranno essere proposte e valutate. Abbiamo nello statuto, ed è quello che abbiamo fatto, abbiamo dialogato con tutti, con persone e movimenti che si riconoscessero in quella che è la nostra filosofia, quella cioè di avere come unico interesse il bene della Sardegna e una sua autodeterminazione, quindi un suo scollegamento da quelle che sono state le modalità disastrose con le quali è stata governata in questi decenni la Sardegna. Sono stati dialoghi importanti, molto soddisfacenti, dai quali è nato, ed è stato presentato formalmente ieri anche il simbolo, il progetto Autodeterminazione, un progetto che racchiude partiti e movimenti che si riconoscono nei punti principali anche dello statuto Sardos e che intendono lavorare insieme con entusiasmo per sovvertire quello che sembra che ci è stato insegnato essere qualcosa di ineluttabile, cioè un governo della Sardegna che dipenda come vassallaggio dal potere centrale e da poteri che spesso sono anche regionali, clientelari e sicuramente non proficui per la Sardegna. È nato il progetto Autodeterminazione con una conferenza stampa di qualche tempo fa. Ieri è stato presentato il simbolo ed è stata manifestata l'intenzione di presentarsi anche alle politiche, alle elezioni politiche del 4 marzo. Devo dire una cosa che è condivisa da tutti noi. Non è un progetto che può esaurirsi in una tornata elettorale, qualunque essa sia. È un progetto che richiede una profonda trasformazione culturale
alla quale tutti dobbiamo contribuire, ognuno nel suo piccolo, che porti le persone, i sardi, a ragionare in questi termini. Voglio che chi prende le decisioni per la Sardegna agisca nell'interesse della Sardegna, non sia condizionato da poteri terzi. Questo è il concetto di autodeterminazione al quale tutti ci dobbiamo rifare. E io credo che sono veramente grato agli altri componenti della coalizione, del progetto, perché hanno accettato di ragionare con noi e hanno entusiasticamente condiviso, abbiamo entusiasticamente condiviso tutti insieme questo progetto, e sono grato perché parlo da profano, da neofita in questo ambiente, mi hanno arricchito tantissimo e mi hanno dato la possibilità di vedere un mondo che io prima non conoscevo, e di questo ovviamente spero di farne tesoro. Detto questo, invito tutti, farà anche Valentina adesso, a chiedere di prendere la parola. Chiedo una preghiera che rientra appunto nell'obiettivo di Sardos, che gli interventi siano propositivi, non bastano le recriminazioni, o perlomeno possono essere il fondamento di una volontà di cambiare le cose, ma non debbono esaurirsi nella mera lamentela, perché di questo abbiamo piene le tasche, non basta, dobbiamo lavorare tutti insieme, e questa trasformazione culturale lenta però inesorabile deve prevedere l'ausilio di tutti, quindi non si esaurisce sicuramente nell'attività di Sardos o degli altri movimenti, ma ha bisogno veramente di tutte le persone che abbiano a cuore la nostra terra. Grazie. Grazie Alberto.